Quello di cui mi stai chiedendo è la pista familiare, una delle tecniche dei protocolli massonici gestita da psichiatri e psicologi professionalmente deviati e quindi con un sapere che invece che unire, far parlare, dialogare, serve a isolare e distruggere personaggi scomodi. Io ho le prove in mano che lo psichiatra Luigi Cancrini entrò in rapporto con mio padre e con mio fratello, pagato da mio fratello, perché ha un diario scritto da mio padre. Questo diario illustra come si sono mossi, addirittura con che tipo di logiche e di tecniche. Lo fecero immediatamente, appena avevo denunciato i fatti gravi della Cecchignola, si trovarono a non poter gestire questa cosa perché in realtà io stesso depositai all'improvviso una perizia fonica dopo la mia denuncia per cautelarmi perché sentivo l'aria che tirava dentro la Procura di Roma, bloccarono questa cosa, ma poi io, capendo che andavano archiviando e tombando il tutto, siccome sono una persona non avvezza per ruolo, identità, valori, a fermarmi, cominciai a analizzare da solo l'audio, a sezionarla, a costruire nell'interpretazione. A un certo punto mi arrivò una sedia bruciata alla Forleo maniera sul terrazzo, dissi basta adesso, vado a denunciare tutto alla Procura di Perugia e il giorno dopo ero inseguito da un'autoambulanza, da una dottoressa psichiatra, da un presunto medico, 2 personaggi piccoletti di altezza, 3 infermieri e 2 vigili urbani. Il tutto era stato gestito addirittura convocando e gestendo a livello di trattamento mentale dallo psichiatra psicologo ed ipnoterapeuta i miei 2 figli, in particolare il secondo Fabrizio, e ovviamente immediatamente a Rolando, mia sorella e mio fratello, più piccoli di me di 6 e di 9 anni, e ahimè c'è anche una storia antica da parte del mio fratello di cui sto preparando il memoriale, ancora più grave. Parliamo di un fratello ricco, avvocato, potente e sostanzialmente con un vero piccolo impero economico, col quale io ovviamente ho sempre avuto rapporti che voi potete immaginare, essendo un magistrato la cui indipendenza è un orgoglio per tutto il paese e a cui non è mai stato detto neanche in 35 anni di mio mestiere e di mio lavoro. Questo che vi indico è semplicemente un segnale. Lavorano isolando, accerchiando, lo fanno con tecniche avanzate e distruggono l'equilibrio psichico delle famiglie. Sono psichiatri deviati, psicologi deviati. Isoliamoli. Chi ha mandato a cercarla? In che senso? Chi è stato il mandante di questo trattamento obbligatorio? Tutti coloro i quali volevano che io non arrivassi a denunciare pubblicamente il 23 maggio del 2009 quello che di ulteriore avevo capito, quello che mi veniva fatto e quello che stavo cercando di capire. Ma badate bene, io non avevo ancora elementi di quadro e di analisi concreti, stavo lavorando da solo. Normalmente ci metto pochi minuti con buoni investigatori a capire le cose. Hanno interrotto quel percorso, mi hanno messo sotto ricatto e sotto sequestro reale di persona per parecchi mesi. Sono stato anche fortunato, ascoltatemi. Io ero destinato al San Filippo Neri, dove uno psichiatra deviato mi avrebbe distrutto. Essendo arrivato al Sant'Andrea, ebbi a che fare non con le massonerie deviate di apparato che vi ho descritto più volte, ma con un'altra massoneria. Questo io lo sapete perché lo so, non solo perché il primario di questo ospedale ha costruito un'organizzazione che si chiama I Volontari dell'Ordine Teutonico e che è un'organizzazione che si occuperebbe di suicidi e famiglie di suicidi, ma perché il Supremo Ordine Teutonico a me ha scritto, perché le massonerie litigano fra loro, e mi ha avvertito l'ospedale Sant'Andrea è cosa nostra nei reparti psichiatrici. Io ho detto prendo atto e ora capisco perché hanno ridotto le dosi di un medicinale che serviva a distruggere le mie funzioni mentali. Si chiama Risperdal, è uno strumento che distrugge i collegamenti tra le sinapsi. Io sono salvo per miracolo, perché loro in qualche parte mi hanno protetto e l'appello è a Paolo, il primario. Io so che tu hai subito il male. Quando tu hai chiesto aiuto ai miei avvocati dicendo sono persone pericolosissime, aiutatemi, se fate una denuncia mi salverete, e l'abbiamo preso e mandato direttamente alla Procura di Perugia, avevamo capito perché eri rosso in viso quali minacce e pressioni subivi anche tu. Senta, in questo istituto esiste? No. Io non sto ancora pubblicando tutto, fra un pochino pubblicherò tutto, ma io ho centellinato notizie implacabili giorno dopo giorno. Ok, mi domandavo, in questo istituto ha trovato delle persone ingiustamente, tra virgolette, internate? Sì, una giovane ragazza che probabilmente veniva da un'esperienza o satanista o di droga pesante, che viveva come una farfalla.
Da quello che ha detto, dal poco che diceva, da come hanno ricondotto la follia al suo ricovero, in realtà ho capito che probabilmente stava dentro queste esperienze, frequentata da ragazzi molto più grandi che nascondevano qualcosa, che apparentemente la circondavano e la trovavano sempre. Ma ripeto, le strutture psichiatriche deviate in particolare accolgono continuamente persone che tentano di scappare o tentano di controllare, oppure quelle organiche, perché ogni tanto queste donnine, quelle di medio livello, sbroccano completamente. L'unico modo per controllarle è imbottirle di psicofarmaci. È stato solo un caso, quindi lei ha visto solo in quel caso una persona che comunque... No, mi ha chiesto se ho avuto un'occasione, proprio mentre stavo lì dentro, non avendo perso le mie facoltà intellettuali e cerebrali, mentre scrivevo piangendo con la penna da solo la denuncia quella di quello che mi avevano fatto, e cercavo di difendere